Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, la voce del Friuli, lo spazio dedicato dalla nostra rete televisiva per sentire un po' i pareri e le opinioni dei nostri opinionisti per capire un po' cosa sta succedendo in Friuli Venezia Giulia. È venuto a trovarci Claudio Boaro, fronte friulano. Allora Boaro, parliamo un po' di questa regione Friuli Venezia Giulia. La macchina burocratica dopo le prime fasi si è oliata, no? Il motore è oliato, adesso aspettiamo dalle parole ai fatti. Sta cominciando infatti a girare. Diciamo che i presupposti, almeno da quello che si è capito venerdì, che c'è stata una prima tranche, diciamo pure così, il progetto di legge presentato da Roberti, dove si va a annullare quella porcheria, la chiamo come va chiamata, porcheria che erano le UTI, dove queste erano basate su ricatto, su arroganza e via dicendo. Trovo strano le interviste che si sentono ultimamente della ministra, partecipazione, non c'è collaborazione, quando loro hanno fatto tutto rinunciando alla partecipazione e alla collaborazione con i comuni, addirittura annullando quelle che sono le identità dei piccoli comuni. Sono stati presi a sberle i piccoli comuni, c'è poco da fare. Ora però bisogna passare, appunto, come diceva, ai fatti. Quali sono i fatti? Vedere se veramente queste realtà che compongono la maggioranza in regione ci credono o preferiscono cambiare un po' lo schema ma continuare a gestire il malloppo. Anche noi come Fronte Friulano a suo tempo volevamo rivedere quello che è l'assetto delle province, però delegando immediatamente tutte le risorse ai comuni e creando delle identità comunque minori come numero, non 4 ma qualcosa di meno, per gestire il territorio. Senta, c'è stato tempo fa a Martignaco, no? Proprio nei stessi giorni in cui a Pradamano c'era la festa nazionale della Lega di Salvini, incontro a Martignaco promosso da altri esponenti del centrodestra con questo nuovo progetto autonomia responsabile e altri, insomma, che sono messi insieme per un unico blocco alternativo a Forza Italia, o addirittura, per la precisione, alla Lega, no? Alla Lega, in questo caso alla Lega. Tra questi è emerso, insomma, tra i vari punti è emerso anche il discorso relativo alle tre aree, no? Le tre aree dell'ambito, dunque Pordenone, Udine, Trieste, con Gorizia, che si mette assieme a Trieste per formare un unico ambito del Friuli Venezia Giulia. Dunque le UTI diventerebbero, diciamo così, queste pseudo province, o chiamiamolo come vuoi, questo nuovo soggetto, insomma, secondo questo li chiamano progetto, cantoni, ma sono di nuovo province alla fine. I tre cantoni, insomma, Pordenone, Udine e esatto. Venezia Giulia, usiamo questo termine, no? Trieste. Tra l'altro, sottolineo, approfitto della presenza di Boaro, per dire che in provincia di Gorizia è partita una petizione promossa dal consigliere comunale di Cormons, Edoardo Mauro, firme sotto questo ennesimo sgarbo che viene fatto nei confronti della provincia di Gorizia, Gorizia a Trieste, ma bensì creare un qualcosa di concreto, neanche passare sotto Udine, però creare qualcosa che sia valorizzato, diciamo così, che non faccia morire quello che è già morto, insomma, no? Per capirsi. Chiaro. Ecco, tra l'altro ne parleremo proprio nei prossimi giorni, approfittavo proprio anche per dirle questo. Dovrebbe rimanere Gorizia, a mio avviso. Gorizia dovrebbe rimanere, dobbiamo pensare che quella che è la cultura delle singole parti che compongono la nostra regione non deve confondersi con le parti economiche. Dobbiamo smetterla di mischiare sempre tutto. Nessuno vieta al Friuli di avere la propria identità friulana, alla zona di Pordenone avere la parlata veneta e di essersi bene o male legati un po' a quello che è la storia di Venezia. C'è poco da fare, la loro vita vale per Trieste, vale per Gorizia. Quindi la vera scommessa, a mio avviso, è rispettare quelle che sono le identità culturali e storiche delle varie zone, però nel frattempo pensare alla gestione del territorio non in verticale nel Friuli come è stato fatto fino adesso, ma orizzontale. La zona della montagna, i problemi della montagna, la zona della pianura con le industrie, con la viabilità avrà il corso della l'area marittima deve andare da Trieste a Legnano, andando a gestire quelle che sono le realtà turistiche e produttive, e mi riferisco a Cantieri di Monfalcone e via dicendo. Sì, bisogna avere il coraggio di adeguarsi a quello che sta cambiando nel mondo, non possiamo rimanere chiusi nel proprio orto o nel proprio cortile
e non facendo sinergia su quella che è la realtà economica. Bisogna fare squadra, per la precisione, esatto. Non soltanto dividere o, diciamo così, mettere un po' di ghiaia perché si è formato un buco, nel frattempo si è anche perché l'economia, Omar, ci insegna, guardate Pordenone e il Manzanese si stanno già unendo nel produrre determinate cose assieme. Esiste una filiera. Esatto, quindi dobbiamo capire che certe cose, se gestite anche a livello amministrativo, in sintonia, rendono di più. Bisogna avere il coraggio, pur mantenendo le realtà culturali, storiche, sono. La cultura è una cosa, l'aspetto economico è un'altra cosa. Se funziona l'aspetto economico, la cultura, altrimenti ci spegniamo. E questo è il rischio. A proposito di fusioni, cosa importante, ricordiamo che l'ex ASDI è stato ex ASDI del mobile, sì. Ex ASDI sedia, ex ASDI legno, è stato tutto confluito, esatto, nel cluster Arredo Friuli Venezia Giulia. E qui molto positivo. E comunque qui mi permetto di spezzare una lancia, perché oltre a coloro che hanno creato questo, il lavoro di tessitura fatto a dovere è stato fatto da Sergio Bozzonello. Sì. Ecco, dobbiamo diamo a Cesare quello che diceva. Va riconosciuto. Ecco, perché è facile adesso, però chi ha creato, chi è stato bravo a mettere insieme, diciamo così, mi sia consentito il termine, le teste d'uovo, è stato bravo Bozzonello, e qui bisogna fare un applauso a Sergio Bozzonello, perché ha fatto un lavoro eccezionale e ha dimostrato che se si usa la testa i risultati ci sono, è vero. Tornando a bomba, le fusioni. Da una settimana è operativa la Camera di Commercio Udine-Pordenone. Okay. Qualcuno parla di matrimonio a breve durata, 1 anno, 2 anni, insomma, poi sappiamo che la burocrazia decide lei quando arriverà il giorno dello stop. Qualcuno si è preso il merito dicendo ma è lo stesso che fino al giorno prima, diciamo così, carichi di escrementi nei confronti era di gioco Udine. a rialzo. Ecco, però stranamente lo stesso giorno del matrimonio è stato il primo a dire quello. Allora il discorso è, Udine abbiamo capito che non andrà a Pordenone a zuppare, ecco, usiamo un hashtag, a zuppare, ecco, non lascerà le briciole a Pordenone, ma lo stesso presidente da Pozzo, neo presidente della Camera di Commercio Udine Pordenone, ha fatto intendere insieme agli altri udinesi che si lavorerà per creare qualcosa di positivo sul territorio. Importantissimo. Vale anche per la gestione del territorio, la stessa cosa. Noi nei comuni abbiamo sotto mano cosa costa mantenere dal punto di vista delle manutenzioni, perché è inutile parlare di nuove opere, non ci sono soldi, ragazzi, per fare altre cose. No, volevo dire mantenere che la stessa persona che adesso si vanta deve solo ringraziare Bolzonello, sono il primo a dirlo, e non ho mai parlato male di Bolzonello. L'unica cosa che gli faccio un appunto a Bolzonello, che è rispetto anche per il modo qualificato che ha portato avanti le cose, è di aver purtroppo abbassato la testa in tante occasioni, di alzarla. Il centro-sinistra non faceva certe porcherie, parlo anche delle UTI, quindi probabilmente non si è sentito sufficientemente sicuro, oppure si è sentito solo davanti a una congrega di compagni che obbedivano a Roma, per dirla fuori dai denti. È stato molto diplomatico, devo dire la verità, ha saputo prendere la tangenziale senza asfaltarla. Senta, il discorso è semplice, no? Insomma, per mesi Pordenone, in particolare Confindustria Pordenone e anche altri soggetti collegati, amici o non amici direttamente, insomma, hanno fatto un tantam mediatico gridando arriva Attila, qui ci faranno terra bruciata, diventeremo i ricchetti. Poi alla fine hanno capito che probabilmente se invece di stare sull'albero scendevano prima dall'albero, probabilmente la presidenza andava a Pordenone e non a Udine. Ma giustamente se Udine parla poco e Pordenone deve solo stare zitta e imparare. Anche perché sarà in maniera logica un'alternanza nelle presidenze. È normale, ma questo l'ha detto è normale, dai, è normale, ma basta. Ma non c'è nessun problema, dobbiamo parlare meno di io nelle varie zone, più di noi. Allora cominciamo a farsi scendere dalla pianta e capire cosa succede sul territorio, perché a volte quando si sta troppo in alto c'è una vecchia battuta che diceva in Furlan si dice che si è masse azzi cagador, al primo dopo tu collis dentro, e quando cadi puzza e non si facilmente tira. Si deve avere l'umiltà di imparare sempre, e purtroppo è questa la realtà dei fatti. Però abbiamo visto che insomma la ruota gira e i risultati, quello che dicevamo attraverso questa rete televisiva, stanno
arrivando. Si stanno materializzando. Torniamo a bomba, altri problemi per quanto riguarda, non si parla tanto di immigrazione ultimamente. Allora, qual è il discorso? La migrazione rendeva molto alla Lega, è inutile negarlo, rendeva molto come pugno nello stomaco nei confronti dei cittadini. Guai se non ci fosse stata la Lega in questa situazione, io sono il primo a riconoscerlo. Anche noi come movimento adesso assistiamo a sulle cose che non funzionavano, vediamo che la Lega, bene o male, anche assieme ai 5 Stelle, pur in conflitto tra loro in molte occasioni, però stanno portando avanti delle cose attive, fattive, quello di difendere quello che è possibile difendere a casa nostra. In natura i genitori prima difendono i figli, c'è poco da fare, vale per i volatili, vale per tutti, ecco. Quindi è normale quello che sta succedendo e non ci sentiamo sinceramente come movimento di andare contro. Perché? Perché aspettiamo i risultati, vediamo cosa succede. Qualcosa bisognava fare. Il fatto di aver alzato la testa e aver detto da parte della Lega qui esistiamo noi da tempo e vogliamo il rispetto nei nostri confronti, è stata una cosa positiva. C'è anche da dire che molta gente che ha votato Lega, e qui entro in politica, non ha votato Lega, ha votato Salvini. Quindi attenzione a non avere un crollo se le cose promesse non vengono rispettate, perché chi ha votato Salvini, non Lega. Poi ha trainato tutto dietro, nelle regioni, dappertutto, però se adesso le cose non avvengono, è lo stesso visto quanto aveva Berlusconi, quanto aveva alle europee il PD e quanto sono stati poco a crollare, proprio nel vero senso della parola. Si sta poco, oggi altro che i cittadini non capiscono niente, sanno valutare benissimo. No, perfettamente d'accordo con lei. Allora io ringrazio Claudio Boaro, avremo altre occasioni Boaro, di parlare con lei perché insomma i giorni corrono, i tempi stringono e soprattutto la gente ne ha piene, i cosiddetti, anche se non ce le ha, ma le ha piene lo stesso, e dunque insomma bisogna muoversi, pieni. I contenitori sono già pieni e soprattutto non sono biodegradabili, perché altrimenti arrivederci. Vabbè, io ringrazio l'ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per la partecipazione. So che ci sono moltissimi telespettatori che vi fermano per strada, che contenti di quello che facciamo, ma noi non ci fermiamo, cerchiamo sempre di fare uno step avanti, perché altrimenti chi si accontenta gode, no? E allora non va bene, bisogna sempre essere sul pezzo, sempre e soprattutto sempre dalla parte del cittadino. Esatto. Mai è possibilmente a quello in difficoltà. Bravo, questo sono d'accordo con lei, perché il cittadino è sacro. Allora grazie Boaro, grazie a voi, stessa rete, stessa ora. Normale routine.